bene. Focatevelo con tutto il piatto. C'è da mangiare. Vai, intanto mangiati questo. A te. Il prosciutto pure salato. Signora Cesena. Avanti, non litigate, ce n'è per tutti. Un momento. Grazie. Signora Cesira. Un po' di vino a me, paracato di No, in cucina non Un momento, arrivo anche da voi. Quanto è buona quella donna. Crua, poppa, fiancate, tutto a posto. 3000 tonnellate di stazza lorda. Datemi da bene. Un momento. Donna Cesira, voi siete un incanto, tutta da scoprire. Mondi inesplorati, emisferi sconosciuti. Su, non scherzare, è bello. Si sa che voi marinai avete una donna in ogni porto, va. Alla sua età avrà una nonna in ogni porto. Urca miseria. Ma io volevo il piatto. Però che temperamento la signora. Mi ricorda la cosacca del DPR. Vi ricordate, caporale Ciccio? Ma perché voi siete stati pure in Russia? Certo, siamo stati sul Kiev, sugli orali, Sì, sugli scritti? a Plavio, a Stock. Vladivostok. Va bene. Va bene. Ora basta. Dobbiamo mangiare, vai. Dobbiamo mangiare, vai. Buoni, buoni, avanti, su. Non se ne può. Facciamo un po' di musica? Sì, E facciamo bene. un po' di musica. Buono questo, sta facendo i soldi con sta roba. Io quello lì vorrei vederlo fare il militare. Ah sì? Maresciallo, se io le dicessi che quello lì, il militare lo sta facendo proprio adesso? Ma no, Tony Renes sotto le armi. Sì, signore, lo sta facendo sotto di me. In sussistenza. No, ma che sussistenza? L'hanno destinato All'Arsenale. Che arsenale? Di Arsenale 21 Torino. Caserma Teulada. Chissà cosa c'è da ridere, maresciallo. No. Invece c'è stato da ridere il primo giorno che si è presentato in caserma. Sì, dovete sapere che si è presentato con 6 mesi di ritardo e accompagnato dalle fans. Sì, insomma, le ammiratrici, ecco. Riguardati la voce, agli affari ci penso io. Ok, ciao, arrivederci. Ciao, bella. La valigia. La valigia, sì. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao. Ciao. Desidera? Sono una recluta. Prego, si accomodi. Capoposto. Una recluta. Piantone, Signor sì. accompagnalo in fureria. Terza porta a destra. Sì, grazie. Prego. Ehi tu. Buongiorno, signore. Mi chiamo... Silenzio. Sei un militare tu? Sì, perlomeno da oggi sì. E allora non lo sai che sotto le armi non si dà la mano ma si dice signor sì? Allora chi sei? Signor sì. Giovanotto, non fare lo spiritoso se no ti sbatto dentro fino al prossimo anno bisestile. Allora, cognome e nome? Tony Renis. Americano? No, italiano, di Milano. Ripeti cinese 97. Renis. Non c'è nessun Renis in entrata. Ma io sono Tony Renis, il cantante. Quello di... Dimmi quando tu verrai, dimmi quando... Beh, ragazzo, tu continui a fare lo spiritoso. Qui non c'è nessun Renis in entrata. Oggi, 23 marzo, si deve presentare soltanto un certo Cesare Elio, classe 1943. Quello sono io. Guarda che il sergente Cerutti ti fa rimpiangere il sole fino al giorno del congedo. Scusi, ma chi è il sergente Cerutti? Tu non conosci Carlo Cerutti? Veramente, io conosco solo Ceruttigino, quello del giambellino, ma Cerutti Carlo... Sono io! E non ho tempo da perdere! Tu mi hai detto che ti chiamavi Tony Renis! Signor sì, infatti questo è il mio nome d'arte, tutti mi conoscono così, ma
Io sono arrivato primo a Canzonissima, primo a Sanremo. Cosa fai, il corridore ciclista? No, signore, il cantautore. Basta con le chiacchiere! Soldato Cesare, fila in magazzino e fatti dare una divisa. Avanti! Pedalare, pedalare! Uè, lo sai? C'è una notizia straordinaria. Nemmeno te la immagini. Che c'è? Lo sai che è arrivato oggi come recluta? No. Indovina un po'? Boh, Tony Renis. il cantante. Quello lì. Chissà che bel paracadutista che sarà. Certo, ne vedremo delle belle. Dopo il primo lancio. Sì, è proprio lui. Tony Renis in persona. Certo, è una fortuna averlo qui con noi. L'altro lembo. Guarda. La stessa faccia della tipa. Tony! Allora sei dei nostri. Però in televisione sembravi più robusto. Dio un po', la conosci la Mina? Ci hai mai parlato tu con la Mina? Sì, Osteria, a me piace qui a Tosa. Com'è Asia? Tony, chi è più brava, la Pantera di Gora o la Tigre di Cremona? La Torre di Pisa. Senti, Tony. È vero che Rita Paolo c'ha 30 anni? Senti, che impressione t'ha fatto cantare in televisione? Dai, cantaci qualcosa. No, certo che è una bella fortuna averlo qui con noi. Lo sai, noi per le feste delle forze armate No, organizziamo un piccolo no. trattenimento, soltanto che... Solo che? Beh, sai com'è? Le ragazze preferiscono andare a Livorno alla festa degli accademisti. Sì, però se ci seduce vanno i pompieri per dirigere il traffico di fuori. È vero, ragazzi? sì, Allora sai che facciamo? Un grande manifesto. Tony Renis canta 10 canzoni. No, ragazzi, non posso. Facciamo 5, facciamo. No. 4, No, 3. No, ma non posso. Oh, Apuzzu, almeno una ce la canterai, no? Oh, è questione di spirito di cosa. Ragazzi, non posso. Io ho contratto con la mia casa discografica e con il mio agente. Se canto una canzone in pubblico devo pagare una penale. vabbè, faremo una colletta noi, tutto qui. Sapete quanto è la penale? Sapete quant'è? 3 milioni. Ecco questo chiasso! Pedalare, pedalare! Via! E tu, Tamperla, cosa stai facendo? Il bucatino? Il fatto è, sergente, che la divisa è un po' larga e mi impedisce nei movimenti. Silenzio e pedalare, via! Sergente, Sì? non potrei farla aggiustare dal mio sarto, l'Orlandi di Milano. L'Orlandi, è un'idea. Grazie. Prego! E io ti do 20 giorni di rigore per divisa fuori ordinanza! Permetti? Pie Veloce. Mi chiamo Pie Veloce. Indiano? No, mi chiamano così perché arrivo sempre ultimo alle adunate. Ah. Conosci tutte queste ragazze tu? Beh, quando uno è celebre, le ragazze gli cadono in piedi come delle pere. Come pere? Queste, caro mio, sono delle belle angurie. Bionda questa, Ui. Ma non senti il cattivo odore che c'è? Ma qui bisogna aprire le finestre. Amatto, che ce lo fa morire a Ma tu? non sentite la puzza che c'è qua dentro? Non ci fare caso, torna a Se dormire. te la metti qui in camerata e allora quando vai in quel posticino che fai? Svieni. Quale posticino? Quale posticino? Il cesso, il water closet, le latrine. Io le latrine non le userò mai. Ah no! E dimmi un po', scusa l'espressione, ma quando te scappa, dove vai? Ma ignorante, ne sai, lui è un divo. Ai divi non scappa mai. Io ho un appartamento all'Hotel Duomo con un salotto privato e bagno personale. Certo, e anche un bagno rivestito di marmo nero. Ma allora è un obbetorio. Ma che ne capite voi? Ma che vuoi? Ma che stai facendo? Pigliate! Che cos'è? Piglia! No, aerosol! Ma va, ma guarda io. Ma che vuole quello? Tony! Sì? Chi è stato? Avanti, su, chi è stato? Bel coraggio! Piantatela, lo spirito di corpo doveva finire. Piantala tu, piuttosto. Vergognatevi. Porco... Fuori il colpevole.
Fuori il colpevole o vi sbatto dentro fino al giorno del giudizio. Beh? È colpa mia. È che io non sono abituato Silenzio! a... Così? Tu non sai chi è il sergente Carlo Cerutti, eh? Sì, signore, le l'ha detto stamattina. Silenzio, ho detto! No, non è giusto. È colpa mia, sergente. Ah, ecco. E mi pareva che non c'eri anche tu, Pie veloce. No, lui non c'entra, è tutta colpa mia. No, no, è colpa mia. Oh, bravi, bravi. Vedo che vi è già nato il cameratismo, eh? Ti è già venuto il senso del cameratismo. E allora? Ecco. Beh, è un po' duro, eh. Ma dopo un po' ci fai l'abitudine. Ma che fai? Oh, un momento. Un sorso di cinzanino? Uè, ma più veloce, ma tu sei proprio di casa qua dentro. Beh, sai, io qua entro e esco. Senti, ma tu entri ed esci così senza aver fatto niente? No, è qualche cosa faccio, altrimenti che paracadutista sarei. Tu piuttosto cosa sei venuto a fare qua? Ma non sai che nei paracadutisti si lavora, si fatica tutto il giorno? Ma io sono paracadutista. Il brevetto di paracadutista civile, ho fatto una quarantina di lanci e un sacco ritardati. E allora perché non gliel'hai detto? Ma non lo sai che qui tutti pensano che tu sei un balengo? Ma lascia perdere, figurati, anzi, fammi un piacere. Non dire niente a nessuno, acqua in bocca e basta, eh? Poveraccio. Oh, guarda quello lì che faccia. Quello muore di paura prima di arrivare alla porta. No, a me sembra un ragazzo in gamba. Io scommetterei che salta. Magari. Ci metti 1000 lire che non salta? 1000 lire. Ah, e vedi che paura. 1000 lire anche per me. Ci stai? 2000? Io ce ne metto 10.000. No, 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 10.000 sono troppi. E no, adesso mica devo tirare indietro. 10.000 va bene. 10.000. Beh, cosa c'è? Hai paura? Sergente, questo è il mio 45esimo lancio. Cosa? Guarda, guarda, si raccomanda al sergente. Io sono un paracadutista civile. Oh. Ho effettuato pure un lancio ritardato a 150 metri. Primo passaggio, Ritti! Agganciare! Miseria. Ho vinto io, ho vinto. Rompete le righe, marci! Lo sai che ti dico? Che te voglio tanto, tanto bene. E tu? Io indovino un po' che ho sognato stanotte. Che andavamo a ballare? No,
Che te baciava? No, Che te portava un palude? palude. Sì, un palude, su un prato. Non dire porcherie, ven via. Ho sognato che tu mi presentavi Tony Renis. Tony Renis. Tony Renis, oh, sai che te dico? Che sto braccialetto me lo ripio io? Vabbè. Avanti, Carlo, Ma non no, fare dico così, di sii no. buono. Voglio solo conoscerlo. Ah, ti sei proprio fissata con sto Tony Renis. Chiedergli un autografo. Te il cerchi da sola, perché io non t'aiuto. Ciao. Carlo! Tu non fare gelosone. Se tu me lo fai conoscere possiamo andare a fare una passeggiata, andare al cinema. Non c'è niente di male, no? Ma come non c'è niente di male? Al cinema, al buio, con Tony Renis, con nudo me vuoi fare? Oh, ma hai seccato, sei proprio un terrone, sai. Carlo? Carlo? Com'è andata oggi? Bene, bene. Siete stati in caserma? Oppure avete fatto esercitazioni in volo? Il caffè. Adesso. Poi dico, ma che cosa succede, eh? Sono 12 anni che sono sotto le armi ed è la prima volta che vi occupate di me. Ma di cosa ti meravigli? Sei nostro fratello, no? Perché ci interessiamo di te. E poi perché ti vogliamo bene. Ecco, allora, se mi volete bene, sposatevi. Almeno così, io resto solo e prendo moglie anch'io. E tu dammi il caffè. Parli bene tu, sposatevi e sposatevi. Uscire non ci fai uscire. In questa casa non inviti mai nessuno. E chi dovrei invitare? Il colonnello? No, quello è già sposato. Il prefetto? No, quello ha la barba, no. E allora chi? Ditemelo voi. Ci sarebbe quello... come si chiama quelle... Quale? Quel cantante? Ecco sì, un cantante Tony Renis mi sembra. Ah, ti sembra? E state a fare tutta questa storia, tutta questa commedia, eh? Ma perché non me l'avete detto subito che volevate conoscerlo? Oh sì, faccelo conoscere. Ecco, così non ve lo presento nemmeno se crepate. Uffa! Allora vuol dire che ce lo faremo presentare da qualche Basta! altro. Non voglio neanche stare ad ascoltarvi. Oh. La voce di Tony Renis, ascolterete ora di testa Renis quando. Ah, no! Questa è una persecuzione! Gianni, attenti! Rompete le righe! Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Quanto mi è antipatico quello lì. E carico dei soldi. Pronti? Via! Io non so cosa daripi per dargli una lezione. E io per colpa sua ho passato la notte in bianco. E per questo sei contento? Sì, perché mi è venuta un'idea formidabile. Ora vedrete. Via! Svelto tu, forza! Pronti? Via! Ragazzi, che serata ieri. Cose da pazzi. Oh, mica mi credevo di passare Via! una serata così. Cose davvero incredibili. Roba di donne, eh? Donne. Oh, mi ha dato l'indirizzo romano. E anche la parola d'ordine. Via! Dice, me manda carne. Ma che è, una casa d'appuntamenti? No, è una specie di casa da tè. Però come quelle giapponesi, sai? E le ragazze come sono? Estere, venute dall'Oriente, proprio da Tokyo. No, non so giapponesi, so italiane. Però certe belle ragazze, mica come quelle che frequenti tu. Ah, insomma, lo sai che te dico? Ma senti, Una casa senti, da tè. Ma che fanno? Che fanno di speciale? Senti, Pronti? No! parola mia. Ah, oh, ve l'ho detto. Ragazzi, una casa da tè. Senti, ma ci posso andare io? Ma Ci certo vada che sì. ci può andare, vai. E me? Dov'è? Te do l'indirizzo e la parola d'ordine, ricordatela. Me manda Carlo. L'indirizzo è via Ferrara 25. Ferrara con 2 R, hai capito? Ah, ma ci vorranno un sacco di soldi. Caro mio, da sordi ce ne vanno tanti, un sacco di grana. Via Ferrara 25. Via! È inutile. E perché?
Perché a via Ferrara c'è Varreni Stoni. Ce l'avevo fatta. Ma scusate, ma qui è che abita in via Ferrara 25? Il sergente Cerutti. E le sue sorelle. Bello, scherzo formidabile. Andiamo. Che cosa fate voi qui ancora mezze nude? Non vi vergognate? Ma scusa, col caldo che fa. E poi chi deve venire? Ma non lo so, forse un uomo. Sì, magari venisse un uomo qui. Eccolo! Sì, eccolo, cammina, vai ad aprire. Questa deve essere la sarta. Francesca, è arrivato Tony Renis. Sì, è arrivato Tony Renis. Tony Renis? Davvero? Calma e sangue freddo. Ora che è entrato qui non bisogna lasciarselo scappare. Tu metti subito l'acqua per il tè sul fuoco e tu ti vesti, scendi giù, compri pasticcini, meringhe e lingue di gatto. Presto! Io vado a ricevere l'ospite. Buongiorno! Buongiorno. Buongiorno. Venga avanti, si accomodi. Come mai lei è qui? Beh, sa, io qui a Pisa non conosco nessuno e mi hanno detto che qui ci sono delle ragazze molto... così. Così come? Così. Lei mi capisce, eh? Ma cosa devo capire? Ecco, dimenticavo. Mi manda Carlo. La manda Carlo! Beh, lo poteva dire subito. Si accomodi, faccia pure quello che vuole, si metta in libertà. Mi scusi, sa, ci è arrivata un po' di sorpresa. Avverto le ragazze e prepariamo subito tutto. Lo ha invitato Carlo. Ah, e noi che parlavamo male di lui. Presto, l'acqua per il tè. Sì. E tu ancora non sei pronta? Sì, allora, pasticcini, meringhe e lingue di gatto. Presto, mi raccomando. Pasticcini, meringhe e lingue di gatto. Prego. Oh. Giovanna, mi raccomando, ricordati le lingue di gatto. Molte lingue di gatto. Prego. E le altre ragazze? Si stanno preparando. E poi se non bolle l'acqua... Già. Ma scusi, se non bolle l'acqua cosa succede? Non viene mica bene. Accidenti. Ma c'è gente di là. C'è Elisa. Riesce a farsi male anche facendo le cose più semplici. Mi creda, Tony. Tonino. Le altre due sono carine, sì, ma delle sventatelle. Qui dentro chi manda avanti tutta la baracca sono io. Sì, ma le altre? Niente inesperte. Faccio tutto io. Anche i servizi. Anche i servizi? Beh, qualche volta per le feste viene la zia da Ferrara. È molto brava, ci aiuta. In quei giorni sbriga tutto lei. È un po' anziana. E quanti anni ha? 65. 65? L'ultima volta però ha esagerato. Si è data tanto da fare che si è messa a letto a Carnevale e non si è alzata che alla vigilia di Pasqua. Buongiorno. Buongiorno. Carina questa, eh? Oh, e dovrebbe vedere quanto è brava. Sa stare anche un'ora sulla punta dei piedi. Per questo faccio anche l'incrociata e la doppia con lo stop. Vuol vedere? Ma su, Elisa, cosa fai ancora in vestaglia? C'è il signor Renis, no? Oh, scusi tanto. Scusi, me la tolgo subito, permette? Prego, prego. E poi c'è... E poi? E poi c'è Giovanna la piccolina, paffutella, carina, non sa fare niente. Ah, perché non è ancora... Nulla. Sta sempre intorno a guardare. Capirà qualche volta dà anche fastidio. 1 o 2? 3. Ah, ma da quest'anno ho deciso, eh. La faccio mettere sotto. La mando a ripetizione. Dalla zia di Ferrara? Ah, no, in Svizzera. Francesca? Sì, cara, vengo. Mi scusi, Vado a vedere se sono pronte, così poi ce ne staremo tranquilli tutti e 4 insieme. Ah,
Ma si metta a suo agio, si accomodi. E mentre aspetta, se intanto vuole dare un'occhiata, qui ci sono un sacco di fotografie. Tonino. Grazie, Carlo, grazie. Ma perché, scusa? Ma perché io il mangime per i canarini l'ho sempre comperato. Dai, dai, vai a vedere chi c'è di là. Ah, sei tu, eh? Già, sono proprio io. Vabbè, avrei dovuto saperlo che prima o poi ti avrei trovato qui. Mi scusi, ma me ne vado via subito. No, dove vai? Stai, siediti. Su, avanti, non fare complimenti. Grazie. Io invece non pensavo proprio di trovarci lei qui. Scusa, e perché non dovevo venire? Giusto, dopo tutto, anche sotto la sua divisa c'è un uomo. Come sarebbe dire dopo tutto, certo, e anche un cuore. E poi le ragazze sono gentili e buone. Tu che ne pensi di loro? Beh, oddio, sono un po' noiose, eh? Ma la loro compagnia mi fa molto piacere. Sai, io appena un minuto di tempo libero, corro subito qui. Tutti i giorni? Certo, tutti i giorni. E perché? Sigarette? No, grazie. E poi la domenica? Qui, dalla mattina alla sera. Ah, sai, averle tutte e tre insieme, intorno, è molto riposante. Riposante non direi. Oh. E mi dica, internos, lei quale preferisce? Oh, io non ho preferenze. Tutte e tre. Tutte e tre? La miseria. Sì, perché cosa c'è di strano? Niente, ma forse io sono di troppo. No, ma cosa dici? Dai, stiamo tutti insieme, eh? No, guardi, veramente io me ne vado. No, tu rimani, è un ordine. Oh. Ma insomma, quando vengono queste benedette figliole? Già, chi ci vuole a spogliarsi? Come? Dico, ma cosa ci vuole a spogliarsi? E chi è che si spoglia? Le tre ragazze, no? L'Elisa, la Giovanna, la Francesca. Ma che cosa credi che sia tu questa casa? Una casa da te. Una casa da te? Chi te l'ha detto? Io t'ammazzo! Beh, volete sapere una cosa? Non ci fu modo di fargli dire il nome di chi gli aveva raccontato tutte quelle storie. Si fece i suoi 6 giorni di rigore buono. Sì, bevi qualcosa, Tony? Cosa prendi? Un latte. 2 bicchieri di latte. Saluto il reduce della galera. Ma voilà. Guarda chi c'è al banco. Il vincitore di Sanremo. Bene, guarda quello che te combino io. Senti, ce l'avevi in galera il bagno personale con Malmonero, eh? Per favore, un tango miliardo, l'amore bugiardo, vogliamo. Ma no, non si suona così. Perché credi di saperci fare solo te? Ma tu me la rovini, permetti? Prego. Tango, per favore un tango. In un tango magliardo l'amore bugiardo vogliamo affogare. Chiedo solo un tango. Noi dobbiamo mentire, per questo ballare col pianto nel È piantata, ragazzi, finita, ma allora ce l'avete con lui! Sì, silenzio! 3 milioni. Come? 3 milioni, la penale, hai cantato a un pubblico, Lo vedi che puoi cantare? Dai, una canzone soltanto, sai le ragazze che vengono? Ma no, ma che c'entra questo? Ma voi non siete mica del pubblico, non siete mica dei civili. Ah no, e che siamo selvaggi, eh? Ma voi siete dei militari. Già. E come?
Complimenti, ragazzi. Tutto organizzato alla perfezione, tutto bello, allegro. Sembra una veglia funebre. Per forza, non ci sono attrazioni. È tutta colpa di quel disgraziato. Almeno avesse cantato lui una canzone. Sai, lui è andato via sulla Spider bianca. È andato a guadagnare i suoi milioni. Sono mature, questo lo so. Invece tu sei giovane e acerba come i tuoi no. Ma ora se il sole sulle tue labbra si poserà e la tua bocca giorno per giorno maturerà. Forse aprile, forse maggio avrà un pochino di coraggio, mi bacerà. Forse aprile, forse maggio verrà, però prima il primo assaggio dei baci tuoi. Finalmente l'ha capito cos'è lo spirito di corpo. Gliel'ho fatto capire io. Un servizio fotografico come questo vale più di 1000 interviste. Pubblicità ci vuole, pubblicità. Foto, scattate, foto, continuate. Questo lo so. Invece tu sei giovane e acerba come i tuoi no. Forse aprile, forse a maggio avrai un pochino di coraggio, mi bacerà. Forse aprile, forse a maggio vedrai, però prima il primo assaggio dei baci tuoi. Balli bene, bella bimba! Grazie. Lo conosci Tony Reni? È il mio amico quello lì. Me lo presenti? Dai, dopo la danza. Sì. Va bene, fare i paracadutisti è bello, ma ci si rompe la testa. Dai, voi marinai allora sempre a bordo per mesi e mesi, ma... Sì, ma una volta a terra le donne cadono tutte nelle nostre braccia. Non sarà poi proprio vero? A disposizione. Attento al vino. Allegria, allegria, porta nostre. fortuna. È il fascino dell'uniforme. Non c'è marinaio che non abbia la sua ragazza. Sapete come fa la canzone? Signorine, non guardate i marinai. Però qualche volta... Fermiamo. Ma che fermiamo? Noi dobbiamo andare all'Angelina, alla Lambra. Alla Lambra, tu tieni l'Angelina, ma chi tengi? Io non tengo a nessuno. Va bene, che c'entra? Che cosa dice il cartello? Eccezionale, balletto artistico acrobatico, 12 gambe tutte. 2 sono mie, rispettano di diritto, sono quelle dell'Angelina. E 10 le regala a te. Io voglio vedere su 10 gambe se ne riesco a portare una alla buca del soldato. E noi la andiamo! All night, all night, all night, all night. La ronda. La ronda? La ronda. Fai l'indifferente, cammino, non guardare. Ehi? Ah, eccolo qua, il nostro Antonio Esposito. E questo chi è? Quagliarulo Giuseppe, marinaio semplice caldaie. Un po' lunghette quelle mani. No, signore, sue braccia caso corte. Che spiritoso. Che intenzioni abbiamo oggi? Beh, una passeggiatina nei dintorni, poi alle 10 in punta a bordo. Bene, così siamo tutti contenti. Niente scazzottatura, come a Savona? Signor sì. Te lo sei tolto il vizio di dar fastidio alle ragazze? Signor sì. Tanto sei tu che ci rimetti. Vuoi un bel consiglio? Vattene al Belvedere. È bellissimo, domina la città, non spendi una lira, eh? Dove devi andare, al Vedere. Andate. Ma che niente, andiamo al Belvedere. Al Belvedere? Noi andiamo alla Lambra dall'Angelina. Ah! Ragazze, 5 minuti, mancano 5 minuti. Fate presto, cugina, mi raccomando, fai presto, che sei sempre l'ultima. Andiamo. Nervosa oggi, Angelina? Il tuo marinaio non arriva. Che sciocca che sei.
Ma cosa ti vuoi che mi importa se arriva o non arriva? Per me? Io non parlo con persone volgari come lei. Denaro, 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 sempre denaro. Quando io stavo a Pietroburgo il denaro correva a fiumi come champagne, capito, plebeo? E invece qui se lei non paga la denuncia in questura, va bene? Questura, questura. Posso avere un bicchiere d'acqua allora? Beh, l'acqua non si può rifiutare. Vuole anche le fettuccine col limone? Sì. Ma come le fettuccine col limone? Sempre detto essere lei molto volgare. Via, 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 via. Mannaggia, mannaggia. Cosa? Beh, ma un cappuccino glielo potevi pure dare. Fai bene a parlare tu. Questo oggi o domani finisce in galera. Ha fatto più truffe e imbrogli lui di non so chi. Io? Sì. Ma come si può giù le mani, giù le mani, giù le mani. Andiamo. Mascalzone. Angelina! Angelina! Sono arrivato. Ah, Dindon, sono le campane. Ah, ti sei arrivato finalmente? Ti aspetto Da 3 ore, lo so, scusi il ritardo. No, da 3 mesi. Sì, 3 mesi, sa, bambin, che ti mica scritto che ti stavi per arrivare a Genova. Angelina, Angelina. Ma che Angelina! Ma cosa ti credi, Gio? Che mi stai qua a aspettare i tuoi comodi? Angelina, ma io mica sono ammiraglio. Io sono un marinaio semplice. Adesso basta! Perché ho un nervoso tale addosso che ne parte, guarda, dalle unghie dei piedi alla punta dei capelli. Quando si esagerava, Angelina. Sì, sono nervosa. Ma io sono un'attrice, ho lo spettacolo e devo essere tranquilla, calma, sorridente, così. E invece dentro... già, penso che dopo ci vedremo, Tanto immagino che avremo poco tempo da stare insieme noi Ma due. guarda poco tempo, Angelina. Noi ci abbiamo 2 ore, noi in 2 ore. Ride il macaco. Angelina, forza, andiamo. Corri. La guaglione è buona, ciò, ma è un po' che ne avrà senica. No, quella è che tutte le volte che mi vede se ne va a capo, per l'emozione. Accattiamo biglietto. Già, mia. Ehi. Ma Angelino non viene? Sì, viene, nel balletto. Ma quella aveva detto che era un artista. E perché quello che fa il balletto non è un artista? Sì. Eccola, Angelina, quanto è bella! E tu hai scelto, scegli. E come faccio? Qua non si fermano un momento. E scegli, no, scegli! Brava Angelina, brava! Cari amici, siamo ora arrivati al nostro fuori programma. Ho dunque il piacere di presentarvi l'ipnotizzatore più potente del mondo, il mago Alessandrov e la sua graziosa assistente Sonia. A me, gli occhi. Prego, guardare me. Bene, così. Grazie. Ora grande mago Alessandrov di Pietroburgo eseguirà un numero eccezionale. Farà uscire da cilindro grande gallina. No. Come no? La gallina l'ha mangiato io. Mi piace, Non c'è male, non esagerare. Mago Alessandrov di Pietroburgo eseguirà ancora un altro gioco più sensazionale. C'è qualcuno che vuole salire da platea in palcoscenico? ci va. No, vai, Peppino, non vedi che ci va quello. Peppino, lascia stare. Infatti, si accomodi. Venga, qua. Niente paura, Seduti. Dovete stare da sinistra per con la voce sinistra che tra patini A me occhi. Mio fluido pneumotico passa da me a te. Io sono tuo padrone, tu sei mio servitore. Tu farai tutto ciò che mago Alessandrov ordina, capito? Bene. Tu hai caldo, tanto caldo. Sudi, quanto sudi. Adesso tu hai freddo, vero? Guarda bene, sì, ecco. Adesso è freddo, hai tanto freddo. Senti gelo che penetra in tue ossa. Adesso dormi. C'è qualche altro signore che vuole salire sul palcoscenico, prego?
Ui, Pepì. Marinai sempre piaciuti molto. Buongiorno. Tanto piaciuti, vero? Guarda altro dormiente. A me, Waki? A me, Waki? A me, Waki! Non guardare gambe, signorina Sonia. Marinai piacciono molto donne degli altri, vero? Dunque ti sei di dove? Di dove? Di dove? Di Napoli. No, caro, perché tu sei di Bologna. Di dove sei tu? Di Bologna. Bologna. E tu, caro mio, sei anche donna. Donna, che cosa sei tu? Sono una donna. Donna. Dopo ti faccio vedere io, capito? Attenzione, signori. Adesso vi farò assistere all'interessante spogliarello di questa deliziosa signorina. E perché arrostisci, carina? Sa, sono un po' timida. Ah, sì, timida. Sai cosa faccio io adesso? Vado di là a prendere vestito per vestire donna. Sì. Un vestito, per favore, un vestito. Ma che volete? La dichiariamo in arresto. Ma io devo finire il mio numero. Lo finirà un'altra volta. Ma che cosa ho fatto? Emissione dei cambiali a tratte fatte. Ma no, vi sbagliate, deve esserci un equivoco, non potete. No, io sono grande Alessandrovo di Pietroburgo. Ecco che sei tu. Ma questo non sono io il buaffo. Il buaffo? E io te lo tolgo il buaffo. Tu sei Sante Fornaciari di Roma, altro che a Pietroburgo. Vabbè, sono Sante Fornaciari di Roma. Beh, io abitavo a Borgo San Pietro, Borgo Pietro e Pietroburgo, no? Andiamo, cammina. Forza, che aspetta. E faceva pure Angelina! 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 Ah, ecco la viraglia, sto quasi pronta. Sta, ora andiamo. Angelina, io non so come fare. Non ti preoccupare, tanto un posto per star soli lo troviamo. Basta volersi venna. Io ti voglio bene, ma hai visto Peppino? Chi è Peppino? Il mio amico, non l'hai visto? Dimmi la verità. Ma ti piace di più i peppini che le donne? Ma no, che cosa dici? È che se quello combina un guaio ci vado di mezzo pure io. Adesso aspetta, vado a vedere se stacco solo. Peppino! Di successo. Qui, già si è spogliato. Questo è un marinaio d'assalto. Oh, scusi, signorina. Ha visto un marinaio? No, del moritto. Peppino, ma che cosa fai combinato in questa maniera? Con questa gonna, la camicetta, la parrucca? Mi trovo un po' in disordine, vero? Andavo appunto da Fernando a farmi fare la messa in piega. Peppino, ma tu sei matto! Fuori c'è la ronda! Senta, giovanotto, una signora non si tocca nemmeno con un petalo di rosa. Ma che cosa dici? Porca vacca, sono caduta. Grazie, gentili, grazie, grazie tanto. Ma hai visto che peli? C'è la crisi dell'avanspettacolo. A donne andiamo sempre peggio. Tony! Tony! Benedetto! Ma cosa ti ha fatto? Oh, ma allora guarda che occhio. E mi pare un perocotto. Niente, mi sono incontrato con un cazzotto. Ma chi è stato? Quello biondo, il mio amico. Ah, figurati se era un nemico. È scappato, ma adesso ci andiamo. Sì, Tony, ora andiamo. Tanto sta ora alla pensione non c'è nessuno. Non so, bevo un po' di musica, bevemo un pochetto di whisky. Ma quale whisky, Angelina? Quale musica? Io ti dico che questa è roba da corte marziale. Quello si deve rimettere la divisa. Ma perché? Il Peppino va in giro nudo. Sapessi, Angelina. Ho capito. Che ti ha degli amici un po' particolari. No, Angelina, io poi ti spiego. Adesso dobbiamo andare da Fernando. Un altro uomo. Ma quale uomo, Angelina? Fernando, l'istituto di bellezza.